tutti, sono Marco Trevisan di libroarbitrio.it, sono un ricercatore indipendente e mi occupo di spiritualità, di simbolismo e sono un aforista. Dopo la breve introduzione iniziamo con la seconda puntata che farà da base per un argomento più ampio, più importante e indispensabile per chi vuole affrontare una ricerca di tipo spirituale, e sono i corpi sottili dell'uomo, dell'essere umano. Prima di parlare dei corpi sottili dell'essere umano è però importante sapere che cos'è il principio di causa-effetto. Che cos'è il principio di causa-effetto e come lo percepiamo noi nel mondo fisico, cioè nel mondo dei sensi? È praticamente il determinare di ogni fenomeno, il comprendere di ogni fenomeno la causa che ha generato quel fenomeno. Un esempio molto banale: se io ho un bicchiere in questa mano, lascio il bicchiere cadere a terra e il bicchiere cade e si rompe. Quindi abbiamo la causa, percepiamo istantaneamente causa ed effetto. Questo nel mondo fisico l'uomo non a caso esercita il proprio libero arbitrio proprio nel mondo dei sensi, nel mondo fisico, e ne ha il pieno controllo. Diverso però sono i principi di causa-effetto che riguardano fenomeni di tipo spirituale, come ad esempio quello che noi chiamiamo molto spesso sotto il nome di energia, di anima o di spirito. E vedremo che questi tre elementi, l'energia, l'anima e lo spirito, si appoggiano a dei corpi sottili, dove però l'uomo può percepirne nel mondo fisico solo gli effetti e può attraverso gli effetti dedurre le cause in forma spirituale. Questo a meno che un essere umano non sia un iniziato e che quindi abbia una predisposizione, una visione che si chiama chiaroveggenza nel vedere i mondi spirituali. Quindi che cosa succede? Succede questo, che un essere umano che non ha doti di iniziato, attraverso l'osservazione di effetti interiori ed esteriori a volte, può dedurne, come dire, le cause spirituali o comunque avvicinarsi molto ad esse. Questo quindi uno dei grandi problemi che hanno gli esseri umani nel percepire, nel comprendere fenomeni di tipo spirituale, proprio perché non vedono attraverso i propri sensi, i sensi ordinari, causa ed effetto in contemporanea come li vedono sul mondo fisico, e quindi sono molto restii a credere, ma anche a comprendere come sperimentare attraverso l'effetto e a tornare alla causa, almeno attraverso una deduzione o comprenderne i vari tasselli di un'esperienza. Quindi è molto importante comprendere questo, che nel mondo fisico l'uomo governa il principio di causa-effetto e lo esercita attraverso la propria volontà. Nei mondi spirituali assolutamente no. Ogni volta che c'è una causa in un mondo spirituale dobbiamo aspettarne l'effetto. Uno degli esempi più semplici è proprio ad esempio sulla salute. Se anche attraverso una malattia, per vedere le cause, per vedere gli effetti di una malattia dobbiamo aspettare a volte qualche giorno, o anche per la cura di una malattia prendiamo delle medicine oggi, ma iniziamo a percepire che l'essere umano inizia a star meglio dopo 3-4 giorni o dopo una settimana, proprio perché nel mondo fisico c'è una dilatazione, non è istantanea il principio di causa-effetto, mentre nel corpo eterico, che è il corpo della vita, ok, quella manifestazione, per chi lo può percepire, è istantanea. Quindi questo è una delle motivazioni principali, cioè il rapporto di causa-effetto, per cui l'essere umano non comprende e fa fatica a comprendere i fenomeni di tipo spirituale, in particolar modo che cos'è l'energia, l'anima e lo spirito.
Questo è tutto per questa seconda puntata, vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre con l'antroposofia in pillole. Grazie a tutti, buona giornata.